Oggi la Regione del Veneto ha presentato il disciplinare e il logo per il forno di qualità. È l'atto conclusivo della legge regionale 36 approvata nel dicembre del 2013. Una legge molto voluta dalle associazioni di categoria, sia dei commercianti che degli artigiani, per valorizzare e differenziare i forni che producono il pane e non solo lo rivendono, oppure ancora peggio producono il pane cuocendo quello surgelato che arriva dall'est Europa. La legge interessa circa 1700 imprese artigiane che in Veneto fanno panificazione, una norma che quindi ha un valore non solo economico ma anche sociale, perché il pane è ritenuto comunque da tutti l'alimento principale, quello che non può mancare nella tavola di noi italiani. Il forno di qualità che vi è stato presentato oggi dalla Regione conclude un iter molto lungo, fortemente voluto dalla panificazione artigiana. È uno dei successi di questa politica che fa per l'artigianato. Assolutamente sì, io credo che sia anche dimostrazione delle cosiddette buone pratiche, dove il mondo associativo, che ha sicuramente una responsabilità di rappresentanza degli associati, nello specifico di un settore poi delicato come quello dell'agroalimentare, quindi i panificatori, con la politica. I risultati, quando credo ci si mette ad un tavolo e si ragiona in maniera condivisa, si possono raggiungere obiettivi importanti che non sono solo di lobby o forse come qualcuno pensa volgarmente per il mero portafoglio, ma si pensa a qualcosa di più, cioè a dire mantenere la tradizione di un prodotto, la qualità di un prodotto, la salubrità di un prodotto e quindi garantire anche alle famiglie un prodotto di alta qualità come il pane deve essere. Si sta aprendo l'Expo, mancano 10 giorni e c'è questa attenzione verso il cibo, però si rischia di avere un cibo troppo uniforme e uguale dappertutto, quindi queste norme servono proprio per identificare i prodotti artigianali che sono diversi. Sì, anche ieri ho avuto modo di partecipare a un convegno interessante sull'Expo, dove sono stati dati così i numeri delle partecipazioni eccetera, il grande tema del food per l'appunto, allora alimentare il mondo. Io dico certo è importante, è fondamentale, i paesi più ricchi devono avere la solidarietà nei confronti dei paesi magari purtroppo con difficoltà, ma visto che si parla di food, di cibo, io uso il termine italiano per parlare di cibo, di alimentazione e di prodotto. Mi viene da dire che nell'Expo, una battuta l'ho fatta anche prima, uno degli sponsor è McDonald's, credo che McDonald's sia tutto tranne che tradizione, storia e sia un brand purtroppo rivolto a quello che è il mercato completamente diverso da quello che noi vorremmo tutelare e portare avanti. Auguriamoci che con l'occasione magari anche McDonald's recuperi buon pane italiano, magari da Veneto, dico magari Veneto, e la carne magari sia prodotta e allevata nei territori di montagna, e così abbiamo una sicurezza e la salubrità assoluta del prodotto. Assessore Isi Coppola, madre della legge sul pane, dopo 1 anno e mezzo arriviamo al disciplinare e al logo, ma è stata una battaglia con l'Europa arrivare a questo risultato, è vero? È stata una bella battaglia, devo dire, su cui abbiamo puntato i piedi, perché è del tutto evidente che quando si parla di marchi di qualità è un qualche cosa che l'Unione Europea non esattamente condivide. Siamo un po' omologati, vorrebbero che il mercato fosse aperto, per carità noi non discutiamo sul fatto che il mercato sia aperto, però vorremmo comunque che il mercato desse delle garanzie al consumatore, e soprattutto quello che noi abbiamo preteso è che comunque, fermo restando che chiunque può trasferire il prodotto da un paese all'altro, congelato, strasurgelato, tutto quello che vuole, noi abbiamo il diritto comunque di difendere ciò che produciamo con grande qualità e professionalità. E quindi forno di qualità Veneto, scritto Veneto era un po' difficile. Allora abbiamo dribblato inserendo appunto il logo della regione, quindi il leone di San Marco, che credo che è più chiaro di così che sia Veneto difficilmente. Ci riconosciamo quindi tutti nel marchio di qualità. Di fatto è un marchio non obbligatorio evidentemente. Chi lo desidera in maniera assolutamente gratuita deve però attenersi ad un disciplinare. E il disciplinare è un disciplinare di altissima qualità, molto semplice, quindi da una parte la semplicità burocratica ce la togliamo, dall'altra parte una grande severità nel dover
appunto garantire la qualità non solo degli ingredienti, ma soprattutto la qualità del percorso di lavoro del pane, perché possa quindi essere ben distinto da ciò che invece compriamo e non sappiamo che invece arriva da pane decongelato, surgelato, che è da 10 anni magari che sta nelle stive, che arriva da paesi dell'est sicuramente non così certificati da un punto della qualità così come abbiamo noi, che abbiamo leggi severissime, corrette, ma questo soprattutto per dare al consumatore la garanzia di un prodotto sano, perché oggi siamo in un periodo in cui le allergie, soprattutto nei bambini, ma anche negli adulti, nascono da un giorno all'altro, allergie al glutine, allergie alimentari, intolleranze, questo proprio perché mangiamo, senza saperlo, ovviamente prodotti che hanno additivi di ogni genere. E quindi invece dove vi sarà il marchio forno di qualità, con il Leone di San Marco, sappiamo che lì troviamo un pane che è il pane di sempre, quel pane pulito, quel pane giusto, quel pane insomma, che potrebbe essere stato fatto dalle nostre nonne con gli stessi ingredienti 50 anni fa, lo faceva a Venezia nel 1200 e quindi lo fa ancora oggi il Veneto con grande serietà, dando a chi vuole la possibilità anche di comunicare. Noi vogliamo che sia anche un valore aggiunto della bottega artigiana, perché dietro al pane c'è grande lavoro, c'è grande sacrificio e quindi riteniamo che l'artigiano panettiere debba assolutamente, panificatore, potersi fregiare di un marchio di qualità e comunicarlo al suo cliente dicendo: guarda, fuori c'è la vetrofania della regione del Veneto, sappi che qui io rispondo a un determinato disciplinare e il mio pane è il migliore di tutti. Un'altra cosa positiva della legge: ci sono le organizzazioni degli artigiani, ci sono quelli dei commercianti che non sempre vanno a braccetto, e poi ha detto che c'è stato un bel coinvolgimento di tutto il territorio veneto nella realizzazione della legge. Sì, assolutamente. Noi prima di arrivare alla legge non abbiamo pensato di scriverla e poi di vedere, insomma, di coinvolgere il territorio. No, noi abbiamo coinvolto il territorio, coinvolto le associazioni dei panificatori indubbiamente, quindi gli artigiani, i commercianti, perché bene o male poi è del tutto evidente che anche da loro volevamo dei suggerimenti rispetto anche al marketing. E quindi con loro abbiamo scritto la legge, studiando, capendo che cosa vuol dire pane fresco. Oggi poter trovare fuori dai supermercati sforniamo pane fresco a tutte le ore è un'indecenza, è una vergogna, è una bugia, è una truffa che si fa nei confronti del consumatore, perché pane fresco a tutte le ore, anche se entriamo al supermercato e c'è questo meraviglioso profumo di pane, non è così. Ma io non ho niente contro chi vende quel tipo di pane, ci mancherebbe, però il consumatore deve sapere che quello non è pane fresco, quello è pane che arriva dai paesi dell'est nelle migliori delle occasioni, che ha subito determinate procedure che ne hanno bloccato la lievitazione, quindi in maniera chimica, che poi è cotto in un forno elettrico che va, per carità, benissimo, con tutte le regole, ma il pane fresco è un'altra cosa, il pane fresco si fa in giornata. Presidente, il pane è un elogio della semplicità, 4 ingredienti in tutto, e questa legge finalmente forse riuscirà a farvi emergere e distinguervi da chi fa altre cose. Allora, innanzitutto questa legge è un'opportunità. Per noi deve essere un'opportunità, la dobbiamo cogliere come un'opportunità, perché, come dicevi tu, il pane è l'elogio della semplicità. 4 ingredienti: acqua, farina, lievito e sale. Sono 4 ingredienti molto semplici ma molto nobili, e che rispecchiano la nostra storia e che rispecchiano quello che è la semplicità del pane e quello che è la qualità, ma soprattutto vorrei aggiungere una cosa: il pane è il primo elemento, il primo alimento che mettiamo sopra la tavola. È un alimento sacro e dobbiamo rispettarlo, innanzitutto noi come produttori. Lei crede che i panificatori artigiani della Confartigianato aderiranno a questo disciplinare? Allora, me lo auguro, e sono convinto che comunque già molti panificatori artigiani potranno far parte di questa legge, entrare a far parte dei forni di qualità. Me lo auguro, anche perché potrebbe essere sicuramente un modo per comunicare, perché un insieme di panifici
un numero tale di panifici di qualità, riusciamo a fare anche comunicazione, una comunicazione di massa che sicuramente è più forte. Il disciplinare hanno detto una cosa seria, è volontario, bisogna avere delle caratteristiche. Riuscirete con questo a invogliare il consumatore a non andare nei centri commerciali? Sarà dura, sicuramente sarà dura, perché comunque il centro commerciale è un luogo comodo, non è un luogo di qualità, ma è un luogo comodo. E il nostro compito è quello di far capire al consumatore finale che un luogo comodo, dove c'è comodità ma non c'è qualità. La qualità è fondamentale innanzitutto per la salute, perché ne va della salute, e seconda cosa anche per l'appagamento del gusto. Allora, quando noi mangiamo un pane di qualità siamo appagati anche a livello gustativo, siamo soddisfatti, ci piace, e non dobbiamo aggiungere grandi alimenti o molte cose insieme al pane per poterlo mangiare. Possiamo mangiare anche pane e olio, ce lo insegnano i nostri nonni. Comunque, come Presidente della Confregionato, la legge la soddisfa? Assolutamente, sì.